Buongiorno! E oggi è sabato 16 giugno, buona giornata a tutti quanti voi del Barletta West. Un buongiorno frizzante, un buongiorno a chi si è appena svegliato e a chi sta per andare a lavorare. Un saluto agli amici del Juventus Club Barletta di via Pier delle Vigne. Un saluto al grande presidente Luigi Zagaria, a Raffaele Rizzi, a Francesco Petruzzelli, a Antonio Galandino, a Michele Di Corato e a tutto lo staff, il vero e unico club che sta a Barletta. Diffidate dalle imitazioni. Buongiorno a Vicky. E niente, perché quando le cose di Barletta succedono sempre a Barletta succedono queste cose. Il vero problema è il barlettano. Vicino alla cattedrale sta scritto che tanti anni fa c'è stata una guerra proprio perché c'è la discordanza tra barlettani. E questa ce la porteremo finché cambiamo. Ragazzi, siamo nel 2018, prima di fare qualcosa, prima di contate fino a 1000, non fino a 10, E allora, buongiorno. Un saluto alle 5 sorelle, alle grandi 5 sorelle, che noi non dimentichiamo mai. Ogni tanto qualcuno se può venire a mettere un po' d'acqua sarebbe bello. Niente, perché veramente è scandaloso. Non si faceva un club della Juventus non so da quanti anni. Un saluto al grande Elio Palmitessa, il presidente onorario, una grandissima persona. Ciao Elio, buongiorno. Ti voglio bene dell'anima. Dicevo, stiamo veramente allo schifo, ma proprio allo schifo. Fare un altro club siete ridicoli, ragazzi, veramente, ve lo dico dal cuore, ma senza offesa. Poi ci vuole a finito va paura, non stanno problemi. Siete ridicoli. Una città Barletta che facciamo ridere tutta la Puglia, perché c'è discordanza. Non so poi neanche qualsiasi motivo sia, non sei d'accordo, fatti da parte, ma non che ti metti a fare la concorrenza. Rendiamoci conto, ragazzi, che voi siete umani, triti la bella ciabatta di te. E dai, comunque dai, non voglio parlare più di questa cosa, perché no, sono piccolezze che fate per avere delle tessere. Dite che siamo quelli di Pier delle Vigne, e l'avete fatto perché l'avete fatta a mia nipote. Io parlo così perché l'avete fatta a mia nipote. Siete veramente vergognosi, siete degni di questa città, come il barlettano puro sangue, non puro sangue che non dice una cosa, ok? Un saluto al mio amico Agostino, che oggi si va a godere la vita, si fa una bella crociera con la signora. Ciao Agostino. E niente amici, dicevo, oggi c'è il Gay Pride a Barletta. Non pensate che è una brutta cosa questa cosa, anzi, io 5 anni fa ho partecipato e quest'anno parteciperò anche un po' in ritardo perché oggi ho da lavorare. Ripeto, ciao Agostino, buon viaggio. Il Gay Pride non è altro che una manifestazione di orgoglio di essere, io non ammetto le volgarità della cosa, ma ieri c'era Valdimir Luxuria sul nostro club, sulla nostra sede, e ci ha spiegato un po' di cose. E dicevo, ragazzi, vedete che ha ragione.
lui sarebbe, cioè loro, il mondo gay sarebbe contento se noi partecipiamo, tutti noi che siamo eteri, e non abbiamo niente da rimproverare a questa gente, perché non vedete il folklore, il colore, ma sai quanta gente gay che voi non sapete che neanche i gay ce ne sono in qualsiasi comunità calcistica, politica, in qualsiasi, cioè ragazzi, e molta gente non che si vergogna, perché se lo tiene per sé, per non avere tantissimi problemi, perché diciamo che sono stati fatti passi da giganti, ma proprio passi da giganti questa cosa, però cerchiamo di non essere ignoranti, perché ignoranti non è perché voi ignorate il problema del mondo gay, quello è, non è perché non sapete parlare come me, io sono ignorantone, voi lo sapete che sono un ignorantone di prima categoria. E allora oggi alle 16 circa partiranno i carri del Gay Pride, e cercate di non far fare brutta figura alla nostra città come la fanno fare tantissimi barlettani, Comunque il Milan, forza Milan, Rosaria, sì, forza Milan. Lo sai che avete preso a Cristiano? Ma non a Ronaldo, a Malgioglio. Grande Ronaldo ieri, mamma mia, che giocatore, mamma mia. Vedi, Ronaldo è una persona che viene odiata, straodiata, perché è antipaticissimo, anche a me mi sta sulle scatole. Però vi posso garantire che un giocatore come lui io lo vorrei tantissimo, ma proprio tantissimo nella mia squadra, lo vorrei fortemente nella mia squadra, e vi posso garantire che è un grande, ma un grande veramente, quello li risolve da solo, le partite da solo. Guardate che spettacolo, amici, guardate che spettacolo, mamma mia, spettacolo oggi, ragazzi. Il sole c'è, speriamo che abbiamo avuto 2 giorni di freddo e vogliono a scoprirci, mannaggia. Buongiorno! Che bello questo mare, questo bracciolo che ci porta nel mare più bello della nostra Barletta, non è che poi dici della Puglia o di Margherita e Trent, ci potremmo andare solamente a Barletta. Che bello, vi devo far vedere questo scorcio di... Questa è una cosa bellissima, vedete il sole, mamma mia, bellissimo. Pensate un po' che si è studiato pure a America, che vuole stare oggi. Che bello. A chi fai gli auguri, Irene? Buongiorno da tutti, auguri. Chi è? Qualche compleanno mi sono perso? Ciao Jacopone. Ciao cara, auguri a C, Irene, facci sapere. Tantissimi auguri a tutti quanti voi che festeggiate qualsiasi ricorrenza, compleanni, matrimoni, lauree, esami. Oggi ci sono dei esami di inglese e francese. Un saluto alla mia figliuola Rosa. E niente, cari amici, io ripeto, tante cose vorrei dire, ma è meglio che mi sto zitto perché faccio danni.
Ciao Tania, ti saluta Vladimir. Chi altro sta qua? Gaetano, ciao Gaetano, ti saluta anche Lello, il grande Lello. E allora, buona giornata, buon tutto, buon sabato, ecco, siamo ancora verdi, buonissimo, bellissimo, ci siamo, ecco qua, oggi partita il Gay Pride da questa bellissima scenografia della nostra città, la litoranea ponente, nonché chiamata Pietro Mennea, il grande Pietro. Porta Marina sta sempre qua. Ora vi porto dal nostro papà e vi faccio godere la vita a voi barlettani che state fuori, specialmente voi, quando mi capite, voi a me, quando mi capite. Ieri c'è stato l'ufficialità, la vestitura, si dice, l'insediamento del grande Mino Cannito, sindaco di Barletta. Auguri di vero cuore Mino, e buon lavoro, e soprattutto buon lavoro caro Mino, soprattutto buon lavoro. Spero io spero da buon barlettano che non hai nessunissimo problema amministrare questa città. Questo era il mio augurio che ti faccio. Speriamo che non trovi qualche zanzara, qualche mosca che varrebbe in backup. Pensate alla nostra città, cari amministratori, e aiutate il grande Mino Cannito, perché Mino Cannito è un sindaco, a parte il sindaco, è una persona puro sangue barlettana, e alla Ciccio Salerno. Cerchiamo di aiutarlo. E salutiamo a Leila. Mariano, dove sei? Anche oggi mi ha fatto il pacco di Gate, mi ha fatto il pacco Mariano, e meno male che ci siete voi, cari amici, meno male che non mi lasciate mai da solo. Ecco qua, siete pronti per vedere il nostro papà? Zio, guardate che bello, vederlo, bellissimo, stupendo. Ciao Francesco Nanula, buongiorno, grazie per il tuo buongiorno, grandissimo Francesco, un altro grande amico. Ciao Francesco, ciao Marina Cristina. Ciao Maria! Ciao Maria Cristina, buongiorno anche a te. Fai una tiratina di orecchie a Franco, per favore, che oggi mi ha fatto il pacchino. E siamo qui anche a Piazza Caduti. Oggi stanno un sacco di eventi. Oggi c'è Vasco Rossi a Bari, ragazzi, Vasco Rossi a Bari, il grande Vasco, 100.000 persone, oggi e domani, mamma mia. Ciao Dima Sica, grande amico mio. Dima, avete preso a Cristiano, avete preso Dima? O Cristiano Malgioglio? Come fai a spendere tanti soldi per un giocatore che ha 32 anni? Eh sì, si lavora. Buona giornata, dai ragazzi, vi auguro una bella giornata, un buon sabato, se potete, e se il sole ve lo permette, andate a prendervi il sole. Se state al sole farà caldo sicuramente. Vi auguro un buon weekend, un buon sabato.
cercheremo di fare qualche diretta per tutti gli eventi che ci sono. Da Barletta Vesta, Lello il Rosso, che augura il meglio del meglio. Un bacione a mia madre Concetta, che gli voglio un mondo di bene. Un saluto a tutti voi, Barlit e a Vest. Ciao a tutti, grazie.